Ogni biblioteca, come ogni teatro, ogni museo, ogni cinema, è un tempio laico dedicato alla cultura e al sapere. E perché no? All'intrattenimento. Perché non necessariamente il sapere deve essere separato dal piacere del divertimento. La biblioteca è un luogo centrale nella vita di ogni cittadina. A Marghera questa centralità è addirittura fisica, perché la sua modernissima biblioteca comunale, progettata da Caterina Frisone e inaugurata il 10 maggio 2002, sorge nel bel mezzo della Piazza del Mercato, nel centro della città giardino. «33.000 volumi, 144 postazioni di studio più altre 3 di navigazione internet, mediateca, emeroteca, uno spazio destinato ai bambini piccoli e ai loro genitori e nonni, più un altro dedicato ai ragazzi». La Bib di Marghera non è un vecchio palazzo riadattato per ospitare scaffali e sale di studio. È un luogo, uno stabile pensato e realizzato per ospitare libri e persone. Una casa della conoscenza contemporanea che si situa in un percorso di modernità che appartiene a questi luoghi. Marghera, pur avendo un nome antico, a seconda delle versioni, da Margera, dove c'era il mare, oppure da Mergaria, laddove venivano affondati i relitti, è in realtà una città cresciuta in modo esponenziale nel corso del Novecento, quando il porto industriale e l'area residenziale procedettero di pari passo sotto la guida di Giuseppe Volpi di Misurata e il progetto di Pietro Emilio Emmer. Nel 1919 Emmer presentò un piano regolatore per trasformare le aree rurali e barenicole dei Bottenighi in una città giardino, sul modello dell'urbanista inglese Ebenezer Howard, una città utopica, con la quale sintetizzare lavoro e ambiente naturale. Malgrado poi il progetto non procedette secondo i piani previsti, il primo nucleo di Marghera nacque con ampi spazi verdi e case alte non oltre il terzo piano. Poi vennero l'industrializzazione selvaggia, la chimica, la ricerca del profitto e una urbanizzazione meno regolata. Ma oggi Marghera, la città giardino, è un nucleo compiuto con una forma definita e riconoscibile e un'identità ritrovata da tempo, soprattutto con un cuore fatto di libri e di saperi. La biblioteca di Marghera possiede dal 2008 un centro di documentazione di storia locale, nato con la consapevolezza di dover conoscere e studiare i grandi e i piccoli avvenimenti e le testimonianze delle centinaia di migliaia di uomini e donne, lavoratori e abitanti, che hanno segnato la storia di questo scampolo di terra veneziana affacciato sulla laguna. Non solo atti amministrativi, ma foto, manifesti, scritti, che costituiscono il ricordo vivo di Marghera e che la Bib custodisce e amplia. Una biblioteca che è anche il luogo dell'inclusività. Perché chi l'ha detto che a leggere debbano essere solo le persone che vedono bene? Ecco che la Bib ha in dotazione centinaia di volumi con caratteri grandi, riservati alle persone che non vedono bene. Ma a Marghera possono leggere anche i non vedenti, grazie a una folta sezione di libri in braille, il celebre metodo di lettura ottenuto forando le pagine e rendendo le lettere a rilievo. Perché nel centro della vita di una città devono poter entrare tutti.